Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento di infofriulitv.net. Torniamo sulla notizia del giorno dell'operazione dei NAS di Udine che hanno scoperchiato, possiamo dire, una vera e propria incredibile per quanto riguarda le ditte che davano l'appalto alle mense scolastiche in Friuli, Venezia Giulia e nel Veneto orientale, scaturendo veramente un vero e proprio temporale. Intanto c'è la nota da parte del Comune di Udine. Alla luce delle accuse mosse dalla magistratura alla ditta che gestisce il servizio mense dei centri estivi di alcune scuole primarie della città, la giunta comunale ha deciso di sospendere cautelativamente il suddetto servizio a partire dalla giornata di domani in attesa di riprenderlo. Il provvedimento interesserà le scuole primarie Nievo, Dorlandi, Negri, Girardini, Zardini e San Domenico. E in merito appunto a questa polemica interviene anche il consigliere comunale, capogruppo di Prima Udine Enrico Bertossi, che ci ha inviato una nota e questo è il suo virgolettato. Leggo che l'assessore Asia Battaglia non intende dimettersi perché le indagini a carico suo sono un atto dovuto e che il comune è parte lesa. In realtà l'unico atto dovuto sono le sue dimissioni, sottolinea Bertossi, visto che ha difeso l'indifendibile ignorando quanto documentato dai genitori per settimane e settimane. Parte lesa sono i bambini e le loro famiglie, oltre che gli insegnanti ai quali sono stati propinati pasti indecenti senza che sindaco e giunta muovessero un dito. Anzi, così ha concluso Enrico Bertossi, ricordiamo capogruppo di Prima Udine, nel suo intervento, il virgolettato che ci ha inviato e noi abbiamo chiaramente letto. Restiamo sempre a disposizione per eventuali risposte da parte di persone che si sono comunque sentite tirate per la giacchetta o per la cravatta. Adesso cambiamo argomento, andiamo a Trieste con un servizio. Ho presentato oggi Alessandro De Rose come testimonial delle iniziative ambientali della Regione Friuli Venezia Giulia. Quanto è importante la figura di un testimonial per diffondere una filosofia green? Intanto un grandissimo atleta, si butta quasi da 30 metri, una casa di 10 piani, nel mare, quindi nell'ambiente in cui noi andiamo oggi a difendere. E quindi è importante questo testimone che è già impegnato in campo ambientale con l'associazione Green Heroes, dove fanno parte importanti atleti dal triathlon alla Formula E, Formula 1 elettrica, e quindi andiamo a insistere in quelle che sono le discipline verdi. Noi, come sapete, in autunno inizierà per la prima volta in concreto gli Stati Generali dell'Ambiente con il mare, col Sea Summer, agganciato alla Barcolana, per proseguire poi a terra. Lì tutti quanti gli Stati e le Regioni si troveranno per condividere l'ambiente nei prossimi decenni, quindi faremo i compiti per casa anno per anno e verificheremo che quello che viene detto venga messo in pratica, quindi non solamente dichiarazioni, ma poi anche cose pratiche da fare per l'anno successivo. E poi lo estenderemo a tutti i paesi della Mitteleuropa. Alessandro De Rose parteciperà alle iniziative della Regione, a Mare FVG, dove andiamo a insistere nelle spiagge per splasticarle, togliere le plastiche, e per i progetti di educazione ambientale. Noi partiremo, e siamo già partiti, con i bambini, finché siano loro gli insegnanti nelle famiglie e ovunque di quella che è la grande rivoluzione culturale in campo ambientale che è in atto in questi anni. E adesso andiamo a chiudere con i numeri del Covid odierni in Friuli Venezia Giulia, perché su 4.409 tamponi molecolari sono stati rilevati 18 nuovi contagi, di cui 2 tra i migranti in provincia di Trieste, con una percentuale di positività dello 0,41%. Sono inoltre 1.797 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi, pari allo 0,17%.
Nella giornata odierna non si registrano decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 5, lo comunica il vicegovernatore della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789. I totalmente guariti sono 103.162, i clinicamente guariti 6, mentre quelli in isolamento risultano essere 225. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.188 persone, tra questi vanno inseriti anche 1.390 da fuori regione. Non si registrano positività tra il personale del sistema sanitario regionale, né tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani. Risultano esserci invece 3 contagi tra gli ospiti delle case di riposo e 2 tra i rientri dalla Spagna. E adesso cambiamo argomento prima di chiudere e parliamo del nostro gruppo Horizon Friuli TV. E con questo è tutto, grazie come sempre per la visione all'ascolto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Non resta che augurare la più cordiale buonasera a tutti voi. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.